Buongiorno, sono il dottor Piergentili della cardiologia di Feltre, Ulsuno Dolomiti. Siamo qui per ridurre le malattie cardiovascolari, quindi svolgeremo assieme un po' di esercizio fisico. Ricorda che quando svolgi esercizio fisico ne riconoscerai 3 fasi. Una fase di riscaldamento, anche con esercizi di mobilità articolare, una fase di induzione del beneficio dell'esercizio fisico, la più impegnativa, ed una fase di defaticamento. Sono tutte e 3 molto importanti, non farti bastare la seconda, soprattutto per ridurre le problematiche osteoarticolari. Oggi non hai preso la terapia consueta? Non ti senti bene? Hai febbre? Hai sintomi noti o di nuova comparsa? Oggi l'esercizio fisico non va eseguito, contatta invece il tuo medico e segui le sue istruzioni. Hai invece dolori articolari? Limitazioni dei movimenti? Hai avuto traumi? L'esercizio fisico di quel distretto corporeo oggi non va eseguito, contatta il tuo medico e segui le sue istruzioni. Buongiorno, sono Sonia. Con l'allenamento di oggi andremo a lavorare su alcune capacità condizionali, quali la resistenza, la forza e la flessibilità, e su alcune capacità coordinative, quali l'equilibrio e la coordinazione. Inizieremo con il riscaldamento delle principali articolazioni. Bene, cominciamo andando a riscaldare le principali articolazioni, partendo dall'alto, scendendo fino alle caviglie. Cominciamo quindi dal collo, guardando a destra e a sinistra. Eseguiremo 10 ripetizioni per ciascun esercizio. I piedi si trovano alla larghezza delle spalle, le braccia sono distese e rilassate lungo i fianchi. Ora guardiamo in alto e in basso. E passiamo alle spalle, circonduzioni dietro, quindi alziamo, portiamo dietro le spalle e poi le riportiamo in basso avanti per completare il giro. Cambiamo giro delle spalle, circonduzioni avanti. E ci fermiamo, incliniamo lateralmente il busto, una volta a destra, una volta a sinistra, sempre per 10 volte. Ci fermiamo al centro, portiamo le mani sul bacino ed eseguiamo 10 circonduzioni complete del bacino. Cambiamo giro, 10 circonduzioni nell'altro senso. E ci fermiamo, uniamo i piedi, andiamo a riscaldare le anche, portiamo la gamba destra sollevata e poi eseguiamo dei movimenti di apertura e di chiusura. Se avete difficoltà a mantenere l'equilibrio potete appoggiarvi ad una sedia. Cambiamo gamba. Ci fermiamo, terminiamo con le caviglie, alziamo la gamba destra, angolo al ginocchio a 90 gradi e ruotiamo la caviglia. Anche in questo caso 10 in un senso e poi 10 nell'altro senso.
Sempre con la caviglia destra andiamo ad eseguire 10 flesso estensioni, quindi porto la punta del piede verso l'alto e verso il basso. Ultimo e cambiamo gamba. Circonduzioni della caviglia sinistra. Sempre 10 in un senso, poi cambio. E terminiamo con le 10 flesso estensioni. Bene, abbiamo terminato la prima fase di riscaldamento. Iniziamo la fase centrale con una marcia sul posto. Eseguiremo 1 minuto per ciascun esercizio. Con questa prima marcia sul posto cominceremo ad alzare un pochino la frequenza cardiaca e cercheremo con questa fase di lavoro aerobico di lavorare ad una intensità moderata. Se non avete a disposizione un cardiofrequenzimetro, potete utilizzare la scala di percezione soggettiva dello sforzo per indicare il vostro sforzo, la vostra intensità di lavoro raggiunta. Questa scala, la scala di Borg, è numerata da 6 a 20. Il 6 corrisponde alla condizione di riposo, quindi alla condizione di 60 battiti al minuto, mentre il 20 corrisponde a una frequenza massima di 200 battiti, una frequenza talmente elevata da dover interrompere l'esercizio. Un'intensità moderata si colloca tra il 12 e il 13 di questa scala di Borg, mentre se saliamo verso un 14-15 si parla di intensità vigorosa. Per raggiungere un'intensità moderata, quindi, potete regolare la velocità di esercizio. Aumentando la velocità di camminata sul posto, aumenterete l'intensità di lavoro. Terminato il primo minuto di marcia sul posto, andiamo ad eseguire sempre sul posto una calciata. Aumentiamo un po' l'intensità andando a portare le braccia verso il tallone. Anche il movimento delle braccia fa salire la frequenza cardiaca, quindi aumenta il lavoro cardiovascolare. Terminato il minuto di calciata sul posto, riprendiamo con la nostra marcia. Aumentiamo un po' la velocità rispetto a prima. Da qui alziamo bene un ginocchio e poi l'altro, andando a toccare il ginocchio con la mano opposta.
Bene, riprendiamo con la marcia. Il prossimo esercizio consiste nell'eseguire 2 passi verso destra, portando le braccia avanti quando apriamo e indietro quando chiudiamo, e poi 2 passi a sinistra. Bene, quindi possiamo partire destra, 1, 2 e sinistra. Eseguiremo un primo minuto portando le braccia avanti, il secondo minuto porteremo le braccia in alto. Cerchiamo di aumentare un po' la velocità ed anche l'ampiezza del passo. Ultimo minuto, portiamo le braccia in alto. Ultimi, e ci fermiamo e riprendiamo con la marcia sul posto. Terminiamo questa fase aerobica con un esercizio utilizzando anche una sedia. Possiamo utilizzare una sedia o un gradino un po' più basso, uno sgabello, se non riusciamo ad utilizzare la sedia perché è troppo alta. L'esercizio consiste nel portare il piede destro e poi il piede sinistro sulla sedia, muovendo anche le braccia, portando il braccio sinistro avanti quando appoggio il piede destro sulla sedia e il braccio destro quando appoggio il piede sinistro. Anche questo lo eseguiremo per 1 minuto e potremo anche qui variare la velocità di movimento. Ultimi e ci fermiamo. Bene, cominciamo con gli esercizi di forza per gli arti inferiori. Eseguiremo degli squat, ovvero dei piegamenti degli arti inferiori utilizzando una sedia. Possiamo avere 2 varianti di questo esercizio. Una variante un po' più semplice, in quanto non richiede grosse capacità di equilibrio, è quella di eseguire i piegamenti con le mani in appoggio sulla sedia, piedi ben appoggiati, le braccia sono distese, andiamo a piegare le gambe senza staccare i talloni da terra, mantenendo lo sguardo rivolto avanti, inspirando nella fase di discesa ed espirando nella fase di salita, di distensione delle gambe. La seconda variante è un pochino più difficile perché richiede più capacità di equilibrio, prevede la posizione davanti alla sedia, da cui vado a far finta di sedermi sulla sedia. Appena sento sfiorare la sedia con la coscia, torno su, sempre inspirando quando scendo ed espirando quando salgo. Posizione è la stessa, piedi sempre appoggiati al pavimento e sguardo rivolto avanti.
Eseguiremo 2 serie da 15 ripetizioni. Pronti? Inspiro, scendo, 1 e fuori l'aria salgo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fate attenzione a non avvicinare le ginocchia quando piegate le gambe. Le ginocchia devono sempre guardare avanti. Ancora una. E recuperiamo qualche secondo. Sciogliamo un po' le gambe. Potete anche scegliere di eseguire una ripetizione senza appoggio o una ripetizione con appoggio, a seconda delle vostre capacità. Eseguiamo la seconda serie, sempre 15 ripetizioni, inspiro, piego, 1 e fuori l'aria distendo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. E sciolgo un po' le gambe. Ci posizioniamo ora a terra in posizione quadrupedica. Se volete potete appoggiare un asciugamano sotto le ginocchia. Utilizzeremo una bottiglietta d'acqua da mezzo litro o più capiente, se volete, ed andremo ad eseguire dei movimenti di flessione del braccio cercando di portarlo dietro verso l'alto, quindi portiamo il gomito verso l'alto cercando di tenere sempre il braccio vicino al busto. Da qui inspiriamo quando distendiamo il braccio ed espiriamo quando lo portiamo indietro. Eseguiremo 10 ripetizioni. 1, fuori l'aria quando porto dietro il braccio, inspiro quando lo distendo. Qui stiamo lavorando sul muscolo gran dorsale. Cerchiamo di mantenere un angolo all'anca e al ginocchio di circa 90 gradi. Alla 10ª ripetizione ci fermiamo con il braccio piegato e da qui distendiamo dietro l'avambraccio. Inspiro, piego, fuori l'aria distendo. Andiamo a coinvolgere il muscolo tricipite brachiale. Ultimo. E poi cambiamo braccio. Prendiamo la bottiglietta con la mano destra e portiamo indietro il gomito destro 10 volte, fuori l'aria quando porto dietro il braccio, inspiro quando distendo. Ci fermiamo col braccio dietro, sollevato e lo distendiamo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Andiamo a ripetere un'altra volta tutti e due questi esercizi con la mano sinistra, braccio sinistro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Ci fermiamo e distendiamo dietro. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9 e 10. Ripetiamo l'ultima volta a destra, cominciamo con il dorsale, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, ultimi 10 precipiti, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E abbiamo terminato anche questa fase di forza. Ci sediamo ora sui talloni, allunghiamo bene la schiena e le braccia. Entriamo nell'ultima fase, la fase di defaticamento. Manteniamo la posizione per circa 20 secondi. Rapidamente ci alziamo e andiamo a sederci sulla sedia. Una volta seduti sulla sedia, distendiamo avanti la gamba destra e scendiamo fino a portare le mani verso la punta del piede. Lentamente ritorniamo su, appoggiamo il piede destro e cambiamo gamba. Ritorniamo al centro, teniamo i piedi appoggiati, le braccia lungo i fianchi. Incliniamo la testa a destra e portiamo la mano destra sulla testa. Dall'altra parte. Ritorniamo al centro e abbiamo terminato questo allenamento.